Di solito quando si fa una presentazione libraria si sceglie non un luogo come questo, ma questa non è la classica presentazione libraria. Una presentazione libraria è un momento difficile perché delicato. Difficile perché delicato e perché questi due termini? Perché di solito quando si presenta un libro si rischia di dire tutto del libro e non volevo dirvi tutto del libro, oppure si rischia di dire troppo dell'autore e non vorrei parlarvi troppo dell'autore, o si dimenticano le emozioni. È importante capire in un libro cosa ci sta dentro, è importante conoscere da quale tumulto culturale nasce un libro, e forse è importante guardare anche alle prospettive di riflessione che un libro apre in ciascuno di noi. Ecco che allora alla presentazione libraria ho preferito questo spazio, uno spazio ampio, uno spazio aperto, uno spazio dove gli esperti tra loro diversi per competenze, a volte anche lontani per pensiero, discutono e si confrontano per entrare nel libro e anche uscire dal libro, parlare anche di qualcos'altro che può suscitare il libro, aprire qualche discussione. Vi presento un attimo tutte le persone di oggi. Chiamerei innanzitutto l'amministrazione comunale con l'assessore Caldatte e il sindaco Garè, se si vogliono affiancare un attimo, che sono l'istituzione locale che mi ha aperto le porte, mi ha accolto e ha permesso questo asilo culturale, questo evento, no? Per magari raccontarci un attimino di cosa questo libro avvia. Vorrei invitare qui anche Tobia Rabà, una persona speciale, una grandissimo artista. Tobia Rabà è un grandissimo artista multimediale contemporaneo, un uomo di estesa e profondissima cultura, tanto estesa, tanto profonda quanto fa stare a suo agio chiunque abbia relazione con lui, ed è soprattutto uno dei 3 esperti che hanno fatto il percorso di ricerca sulla presenza degli ebrei nel Triveneto negli ultimi 2000 anni di storia, costruendo proprio le schede tecniche relative a questa presenza. Poi abbiamo la presenza di Don Pier Giorgio eccolo qua, non lo vedevo, da Nadal, che volevo, poi ci allietassi un attimo con 2 parole sul rapporto ebraico-cristiano. Ci sarà una tavola rotonda alla quale prenderanno parte il senatore Castro, un uomo per il quale si possono stendere righe e righe di presentazione. Dirò solo poche cose. Un grande professionista nell'area delle relazioni industriali, proprio nella costruzione delle strategie di impresa all'interno di aziende nazionali e internazionali, un grande politico, ma soprattutto un grandissimo uomo di cultura, interprete proprio della cultura antica. Abbiamo con noi 2 docenti universitari oggi, prima le donne, quindi la professoressa Sabrina Ventre, docente dell'Università di Trieste, esperta soprattutto per la storia contemporanea e il diritto pubblico. Abbiamo, qualcosa c'è, e io so. C'è il professor Daniele Ceschin dell'Università di Venezia, anche lui docente di storia contemporanea. E poi ci sarà un momento in cui piccoli esperti verso
Il calar del sole, ci racconteranno qualcosa di questo libro e sono i ragazzi della compagnia Il Teatro dei Piccoli. Io ho aperto così, mi scuso per lo spazio esiguo, ma questa presentazione era stata pensata per uno spazio più ampio che era l'aperto ed era la loggia della sinagoga di un tempo. Ma il tempo non aiuta e quindi vi stiamo restringendo. Siamo tutti adulti, ci staremo e se qualcuno è un po' stanco può muoversi all'interno della galleria. Lascerei invece adesso la parola proprio al sindaco, Darè, e all'assessore alla cultura, scuola. Prego. Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito, naturalmente per ripercorrere quella che è stata la storia della presenza ebraica nella città di Vittorio Veneto, la presenza che va nel 1600 proprio una correlazione proprio su un invito da parte del vescovo proprio per superare la grave crisi economica che aveva attanagliato la nostra città e non solo, e quindi la presenza ebraica nella città di Vittorio Veneto è una presenza significativa, molto forte. Ricordiamoci che c'era una sinagoga che è stata smontata e rimontata a Gerusalemme, quindi questo dà il significato profondo dell'importanza di questa presenza, ma le vestigia sono sotto i nostri occhi anche con quello che abbiamo, diciamo, quello che era il ghetto ebraico, il relativo cimitero e quant'altro, quindi una presenza straordinaria che merita, soprattutto in tempi moderni in cui si tende a banalizzare tutto, capire qual è stata la nostra storia, diciamo, di due comunità che hanno condiviso difficoltà enormi, guerre, ma che sono state assieme assimilate in questa nostra città, io credo, culturale, con una storia millenaria che è appunto formata da due municipalità, Cenere e Serravalle, ma che poi unite nel 1866. Ma credo che riportare la storia e raccontare soprattutto quello che è stata la presenza sia un onore e un onere di ogni amministrazione, perché e soprattutto salvare, chiaramente con le difficoltà dei tempi moderni, quelle che sono rimaste le vestigia del tempo, che sono estremamente belle, affascinanti, e quindi ben vengono questi incontri proprio per sensibilizzare chi magari con superficialità vive, diciamo, all'interno della nostra comunità. Quindi un grazie dell'invito e naturalmente buon proseguo. Grazie a lei. Ho specificato politiche scolastiche non perché non sarebbe un onore avere la cultura, ma perché oggi sono stata appunto chiamata qui a raccontare un po' a chi non è direttamente del mondo della scuola ciò che nelle nostre scuole si fa relativamente proprio alla diffusione della cultura, della storia degli ebrei, della presenza ebraica a Vittorio Veneto e comunque nel nostro territorio, e poi anche dopo l'istituzione da parte del Ministero Pubblica Istruzione del Giorno della Memoria, come noi siamo intervenuti e interveniamo appunto con i nostri giovani. Ecco, quello che mi preme dire è che gli interventi che abbiamo in questi anni messo in piedi con le scuole non sono interventi puntuali, ma fanno parte di un progetto organico che è partito alcuni anni fa grazie all'intuizione dell'allora preside Molinari dell'Istituto d'Arte, oggi liceo artistico, ed ha contagiato, diciamo, ha coinvolto in questo progetto gli altri istituti superiori della città. Ogni scuola è stata capace di affrontare e di approfondire la tematica appunto presenza degli ebrei nel nostro territorio a seconda della peculiarità della scuola stessa, per cui l'Istituto d'Arte si ha focalizzato soprattutto sulla parte del recupero dico lì perché lì c'è un po' il disegno di quella che era il retro della nostra sinagoga, quindi un po' il recupero degli ambienti, ha però poi anche verbalizzato molto bene
tutto ciò, molto di ciò che era legato proprio all'arte del dire, all'arte figurativa, così come nelle loro competenze, e il loro lavoro è stato presentato in una giornata che credo molti di voi hanno condiviso, molto importante ed anche di altissimo valore, che abbiamo organizzato al Teatro da Ponte 2 anni fa, dove appunto i ragazzi hanno potuto esprimere, verbalizzare tutte le esperienze che loro hanno vissuto, ripeto, vissuto d'arte dal punto di vista soprattutto di questo approccio attraverso le arti, ma per esempio c'era l'alberghiero che ha offerto un menù, quindi aveva approfondito, fa tutto uno studio storico sui piatti e così via. Le varie scuole, per esempio poi c'era la ragioneria che ha fatto un bellissimo studio sul recupero delle vestigia, delle presenze degli ebrei a Vittorio Veneto, mettendo in piedi anche un possibile percorso turistico. Bene, da tutto ciò noi abbiamo poi continuato a lavorare di anno in anno proponendo degli approfondimenti assolutamente a carattere storico. Ci ha accompagnato quasi sempre il professor Ceschin, che è anche molto apprezzato dagli studenti proprio per questa sua capacità di comunicare molto bene l'ABC e il linguaggio soprattutto storico relativamente a questo tema. E quest'anno siamo partiti da questa giornata dove, anche se non so quanti siano presenti, abbiamo comunque invitato studenti ed insegnanti, e da qui inizia un percorso che ci porterà fino al giorno della memoria, che slitta per motivi organizzativi ad inizio febbraio, quando avremo la presenza del figlio di Perlasca, che verrà a riproporci la storia appunto di suo padre. Nel frattempo abbiamo previsto un paio di approfondimenti storici con gli studenti, e poi ci sarà, se troviamo l'accordo dei proprietari dell'abitazione dove esisteva la vecchia sinagoga, apporremo una targa proprio per ricordare la nostra sinagoga, che come ha detto il sindaco oggi è a Gerusalemme, che tra l'altro ho avuto la fortuna di poter vedere quest'estate ed è veramente un'esperienza fortemente emozionante. E in quell'occasione i ragazzi della ragioneria proprio proporranno ai cittadini e ai non cittadini la possibilità di una visita sui luoghi della memoria. Quindi anche quest'anno un progetto appunto strutturato, che credo sia molto importante per i giovani, perché parlare del tutto ciò che negli anni, nei secoli, negli anni diciamo, gira attorno agli ebrei solo il giorno della memoria probabilmente è un po' limitativo. Quindi il processo così di approfondimento che facciamo d'accordo con gli insegnanti e con le scuole spero possa davvero rendere consapevoli i ragazzi del fatto che se veramente conosciamo il nostro passato c'è la possibilità di costruire un futuro con la F maiuscola. Quindi questo è il nostro impegno con gli studenti, che volentieri ovviamente ora condividiamo con quanti su questo territorio possono aiutarci ad implementarlo. Prima di passare la parola a Tobia, vorrei dare la parola un attimo ad Ermelinda. Ho visto che praticamente si sono accomodati in parentesi e questo per me è gratificante, e quindi un benvenuto sicuramente a tutti. Io però devo essere molto ristretta perché abbiamo la fortuna di avere ovviamente persone che potranno descrivere da vari punti di vista storici, culturali, religiosi, tutto quello che è il nostro programma, che comunque ha già preannunciato la dottoressa Caldarte. Una brevissima però informazione, permettetemelo, a livello visivo, perché qui stiamo parlando di vari linguaggi, dedicato proprio all'ospitalità, all'ospite, anche a parte ovviamente Orietta, anche l'ospite d'onore che per noi è Trento Longaretti all'interno di questa galleria. Però passo la parola a un giovane intraprendente collega che vi darà una brevissima anche qui descrizione di chi stiamo appunto ospitando a Vittorio Veneto. Provo non descriverò, semplicemente è nata da un'intuizione della madre di Ermelinda un giorno, che ha avuto questa idea di provare a stringere questo legame con questo artista che ha 96 anni, vive a Bergamo, tuttora attivo e lavora, e così lentamente ci siamo messi in contatto con lui
E il giorno in cui sono arrivati i quadri e abbiamo cominciato a scartare le tele, sono saltate alla mente altre immagini, a me ad esempio rispetto alle nature morte, che sono 4 delle 9 che ospitiamo oggi in galleria, mi è subito venuto alla mente Morandi, non tanto per la forza del colore, perché usava delle tonalità molto più spente, ma per la silenziosità delle tele e anche per la capacità di raccontare attraverso pochissimi oggetti, una composizione formale, un mondo, un universo. La cosa che mi preme sottolineare è soltanto questa, che Trentino Ungaretti non è ebreo, è un cristiano che guarda al mondo ebraico, e vorrei leggervi 2 cose che ha scritto lui stesso e che ci ha inviato. Scusatemi. La carta dice: nato e cresciuto in terra lombarda di antiche radici tradizionali, in quella vasta bergamasca avulsa di insediamenti e legami ebraici, può sembrare strano un mio particolare interesse per il mondo ebraico, per le figure che lo possono simboleggiare. Forse il senso misterioso, arcano, dell'ebreo errante, della diaspora millenaria di quel popolo, l'immagine biblica assorbita dall'infanzia. Tutto questo probabilmente è sfociato nel desiderio di inserire nella mia pittura figurativa e imperniata sull'uomo e sul suo destino temi ebraici o ad essi vicini. E questa è Trentino Ungaretti. Prima di entrare nel libro pensavo giusto e corretto che i padroni di casa ci dessero il benvenuto raccontandoci un po' dove siamo. Beh, innanzitutto non sono padrone di casa, in quanto neanche io sono di Vittorio, anche se per vicissitudini diverse della mia famiglia, sia da parte paterna che da parte materna, siamo legati a Vittorio Veneto. Da parte materna siamo particolarmente legati a questa situazione ed è per quello che ho sentito un po' come un dovere venire qui da Orietta, perché è stato mio nonno, allora presidente della comunità ebraica di Venezia, a volere, insieme a Rabbino Toaf, il trasporto della sinagoga a Gerusalemme. E fu proprio mio nonno, Giovanni Geschmai, a organizzare fisicamente anche il trasporto sia della sinagoga di Conegliano sia di quella di Vittorio Veneto. La sinagoga di Conegliano diciamo che ha avuto una fortuna maggiore di quella di Vittorio Veneto, anche se tutte e due sono in un'ottima posizione. Conegliano è diventata, forse molti di voi lo sanno, la sinagoga italiana di Gerusalemme, ed è in funzione ed è regolarmente aperta al rito. Quella di Vittorio Veneto no, però fa parte del Museo di Israele, è stata ricostruita non proprio integralmente, infatti io ebbi il piacere di entrare nella struttura della sinagoga nel 87, mi sembra, forse nell'inverno l'88, e notare che c'erano tutti i tendaggi, adesso non so se ci sono ancora, i tendaggi rossi della sinagoga di Vittorio Veneto che erano nell'88 ancora qui. E questa era ed è una delle peculiarità principali delle sinagoghe venete, questo rosso tizianesco che faceva parte, le tende rosse erano proprio il simbolo delle sinagoghe sia askenazite che sefardite venete. C'è un secondo motivo, su questo sono un po' imbarazzato perché c'è il professor Tranchini qui che forse avrebbe più titolo di me a dire certe cose, cioè lui ha studiato a lungo, però sono tornato diciamo a fare una sintesi tra quello che lui ha scritto, quello che ha scritto Mordechai Rabello, quello che ha scritto soprattutto Morpurgo, ancora, che ha toccato con mano forse una situazione vitale, perché Morpurgo tra 1905 e 1910 ha fatto un giro di tutto ciò che era presente in rapporto alle architetture, ai beni artistici ebraici nel Veneto, e fece dei bellissimi interventi sul vessillo israelitico. Praticamente ogni rivista portava
un capitolo di questo suo viaggio, lui ogni weekend, diciamo, visitava un posto, stava lì a un breve periodo e raccontava tutto quello che vedeva. Insomma. E infatti ci è successo questo, che nell'87 siamo stati chiamati a partecipare, il sottoscritto come storico dell'arte, Gadi Luzzato Voghera, figlio di Amos Luzzato, che è stato presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, e Paolo Navarro, ora un giornalista del Gazzettino, a fare una schedatura per conto del Ministero dei Beni Culturali, secondo la legge De Michelis dei giacimenti, di tutto ciò che si poteva ancora vedere non solo nel Veneto ma nelle tre Venezie, nel Triveneto. Quindi abbiamo fatto anche il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. E quindi la scheda territoriale porta, di Vittorio Veneto porta la nostra firma e abbiamo depositato questa scheda territoriale, anche quella relativa ai beni architettonici, e anche una scheda relativa all'epigrafe famosa del 1771, che ha una storia anche a parte, perché molti credono che sia riferita alla sinagoga, ma probabilmente è più riferita ai magazzini dei Valenzin che erano nel retro della sinagoga. Comunque è una benedizione che porta positività a questo luogo, e anche se un rabbino americano, Skenazita, mi sembra 7-8 anni fa aveva cercato di acquistarla, non mi ricordo più chi mi ha raccontato questa storia, per fortuna non gli è stata data, perché almeno questo Vittorio Veneto rimane questa targa e guai chi la tocca, insomma. Mi sento un po' in colpa per quello forse che ha fatto mio nonno di portare via la sinagoga di Vittorio Veneto. Però d'altro canto bisogna pensare che la legge di tutela sui monumenti per quanto riguarda le cose ebraiche è una cosa recente, degli anni 80, e fino agli anni 80 le architetture e i beni artistici non erano considerati di nessun valore, per cui non c'era una tutela da parte del Ministero dei Beni Culturali, e quindi in questa chiave è stato giusto e opportuno salvare questa sinagoga, che se no sarebbe stata di sicuro andata in rovina, insomma. Per quanto riguarda accenni storici voglio dire solo 2 o 3 cose, anche perché non voglio portare via troppo tempo, anzi fermami se mi dilungo troppo, insomma. Diciamo che Vittorio Veneto dal punto di vista degli insediamenti ebraici è figlia di Conegliano. Conegliano sicuramente l'insediamento ebraico, soprattutto di Ceneda, è precedente, e proprio sono gli ebrei di Ceneda di Conegliano che vengono a Ceneda. Infatti il principale personaggio o famiglia, gruppo familiare nel 600 e anche nel 700 che insediati a Ceneda erano proprio i Conegliani, che erano nativi di Conegliano. Però invece l'insediamento di Serravalle è più antico di quello di Ceneda. Diciamo che sicuramente è attestato nel 1493, molto probabilmente è di gran lunga più antico, perché è citato nelle fonti ebraiche da un viaggiatore medievale che visitò il nord Italia e parla proprio di Ceneda e Serravalle, per cui probabilmente come insediamenti ebraici precedenti. Viceversa la sinagoga come istituzione, cioè diciamo che la prima sinagoga a Ceneda risale al 600. Però la sinagoga che invece era qui dietro, la prima pietra mi sembra che sia del 1701, poi inaugurata nel 1756. Diciamo che sono state due fasi. Diciamo che ha funzionato fino all'inizio del 1900, 1905 si dice,
e che poi è stata aperta nel 1949, nel dopoguerra, in occasione di un matrimonio. E viceversa, la sinagoga di Conegliano c'è un fatto strano e interessante che voglio riportare, anche se siamo a Seneda, non a Conegliano, che è stata aperta l'ultima volta nel 1918, dopo la caduta austriaca. Gli italiani avevano già passato il Piave, però un rabbino cappellano dell'esercito austriaco volle fare la festività di Kippur e aprì la sinagoga all'uso prima di rientrare con le truppe ungherese. Ecco, sì, forse ungherese. E comunque l'esercito era austriaco, era rabbino cappellano dell'esercito austriaco, lui ungherese. E di questo abbiamo la documentazione fotografica addirittura dell'esercito austriaco in sinagoga a Conegliano. A Seneda bisogna dire che la sinagoga era bellissima, cioè per quanto mi riguarda l'ho visitata alcuni anni fa, anzi 2 o 3 volte, a Gerusalemme, molto simile a quella di Conegliano, più grande, però erano fatte per essere gemelle, diciamo, come una sinagoga barocca, molto ricca, diciamo, di elementi decorativi, per fortuna si sono salvati, insomma, cioè questo auspico sicuramente, che adesso non so di chi sia la proprietà, era di una preside di un istituto, mi sembra Marchiori, negli anni 80, non so se sia ancora proprietà Marchiori, non so se chi la possiede, se voglia utilizzarla anche come centro culturale, non lo so, forse alla comunità ebraica di Venezia, della quale faccio parte, sicuramente volentieri possiamo intervenire ad incontri o qualche cosa fatto a Vittorio Veneto, perché insomma Vittorio Veneto fa parte della comunità di Venezia, per cui peraltro la comunità si fa ancora scrupolo di mettere a posto relativamente, diciamo, il cimitero, che è una cosa più recente perché è ottocentesco. Ceneda e Serravalle seppellivano a Conegliano, nel cimitero antico, fino a metà dell'Ottocento. E direi basta, insomma, casomai interverrò in seguito. L'unica cosa che volevo dire è che questi magazzini, che erano probabilmente della famiglia Valenzin, facevano parte di un percorso molto interessante. Diciamo che ogni famiglia di Conegliano aveva una sua occupazione particolare, no? C'era chi si occupava della strazzeria, che aveva il banco Fenera-Tizio, chi vendeva metalli di risulta, insomma, cose e chi commerciava in biade e in granaglie, e i valenzini erano quelli che commerciavano in granaglie e in biade. E diciamo che quelli che commerciavano in biade erano quelli che erano più sotto gli occhi della Serenissima, cioè che c'erano situazioni un po' particolari, perché avevano cominciato anche a commerciare il vino, e il vino è un tabù della zona, perché dopo magari è venuto fuori con qualche cosa di diverso, ma i commercianti della zona non volevano che gli ebrei si occupassero del vino e neanche delle biade. Probabilmente Valenzin in un certo periodo faceva anche un commercio tra l'Austria e la Serenissima, in cui giocava un po' col magazzinaggio qui e vendeva dove era più utile vendere, no? E per questo abbiamo questo magazzino bellissimo che sarebbe bene riattare all'utilizzo. Infatti adesso non c'è più nessuno dell'amministrazione, però se si aiutasse, se riuscissimo a ristrutturare, nel senso di riportare alla luce, non ristrutturare, parola sbagliata, questo posto, sarebbe più che auspicato. Mi fermo qui. Prima vi ho detto che questa giornata è un
condividere con gli amici l'animo che c'è in questo libro e il desiderio di questo libro. Ogni libro nasce da un desiderio e porta dentro di sé un desiderio e ha l'animo di chi lo scrive. Due sono le cose che mi hanno sempre orientato fin da quando ho cominciato a pensare a questo libro. La prima era una domanda come insegnante pedagogista che mi tarlava dentro: era possibile parlare della Shoah a scuola? Perché io sono figlia di un popolo, il popolo cattolico italiano. E che mi piaccia o non mi piaccia, la Shoah fa parte della storia del mio popolo, è dentro di me. E come persona di cultura fa parte di quell'universo anche di dolori che mi attanaglia, che mi tormenta, con cui mi devo comunque guardare, mi devo confrontare. E allora da insegnante, da pedagogista mi sono sempre chiesta, rispetto a questa storia, rispetto a questo dolore e a questo interrogativo, è insegnabile la Shoah? Ha qualcosa da insegnare la Shoah? È possibile insegnare, nel senso che la Shoah può diventare un evento di cui si parla a scuola e che diventa formativo ed educativo per le generazioni, uscendo dal circoscritto della giornata della memoria, però magari attraverso un percorso interdisciplinare, multidisciplinare. Questa è una domanda che mi è sempre attanagliata. Ed è molto difficile dare una risposta, ma anche attivarla. In questi momenti di antisemitismo. In questi momenti di antisemitismo lei dice è difficile. La seconda questione riguarda la narrabilità della Shoah. È pesante da gestire la narrabilità della Shoah. Del troppo accaduto a volte ti porta a dire no, non è narrabile. Però ciò che noi non narriamo spesso rischia di essere considerato come qualcosa che non ha senso, non ha significato e non diventa credibile. Non si prova. Esatto. Troppo è troppo. La Shoah non è un genocidio qualsiasi. La Shoah è frutto di un piano studiato con una dovizia di particolari, di strategie uniche, che lo rende unico. E allora deve essere narrato, senza cadere in quello che può essere uno spettacolo dell'orror, perché comunque nella scuola e nei percorsi formativi ed educativi bisogna creare menti critiche. Gli insegnanti e pedagogisti devono puntare a creare nelle giovani generazioni menti critiche, che sono quelle menti che vanno a leggere il contesto, a capire i significati, a trovare i collegamenti, si appropriano del presente guardando altrove. E quindi queste erano le mie domande chiave che mi hanno sempre guidato, quindi questa attenzione alla narrabilità e questa questione sulla che cosa insegna, che cosa può insegnare questo evento. La mia convinzione è che quando si fa storia, fa ricerca storia, si dovrebbe riuscire a collegare quello che è il dato, il numero, il documento ai vissuti. Cioè si dovrebbe riuscire a collegare nel percorso di ricerca storica l'aspetto quantitativo, oggettivo, all'aspetto soggettivo del vissuto, quasi per ridare voce alla verità di quel momento, che non è fatta solo di numeri. Questa è una mia convinzione. La scelta che ho fatto rispetto a questo libro: mi era difficile in questo saggio essere neutrale. Già nella scelta dei documenti, quando si scelgono i documenti e si decide quale mettere per primo e quale mettere per secondo, la neutralità già lì onestamente non c'è più. Io sono figlia, l'ho detto prima, figlia di un popolo, sono una cattolica italiana
e quindi ci sono valori, principi, passioni, ideali che mi condizionano, determinano la mia soggettività. E allora ecco la mia scelta, la scelta di dichiararmi apertamente nel libro, non perché il libro fosse meno neutrale, ma se dichiaro il mio sguardo e le mie convinzioni, forse faccio un atto di onestà nei riguardi del lettore. Ecco perché all'inizio del libro ho voluto mettere il dialogo ebraico-cristiano, perché per me è importante. È un saggio e non è un manuale di storia. E ho voluto chiudere con la lettura della Shoah da parte del mondo ebraico e da parte del mondo cristiano. Rispetto al dialogo ebraico-cristiano penso che in sala non Pier Giorgio Danadal possa dire qualcosa di molto di più, perché se è vero che per me dopo il Vaticano II ci sono stati documenti fondamentali, ci sono state commissioni, sono state istituite, sono stati fatti dei percorsi che hanno creato questo dialogo, quello che noi vediamo oggi, è anche vero che tra il popolo tante volte ciò che arriva nelle istituzioni arriva dopo, nasce già prima tra il popolo. Quante volte il popolo vive degli stimoli culturali o mette in campo delle prassi che solo successivamente vengono recepite a livello istituzionale. Allora mi piacerebbe chiedere a Don Pier Giorgio se può dirci qualcosa rispetto al dialogo ebraico-cristiano qui in questo territorio vittoriese. A lei la parola. Quanti minuti? Guardi, è un dono questo e se sforiamo un attimo i tempi. Sì, ma io sarò molto breve. Intanto ti devo congratulare con la signora l'autrice del libro. Voi sapete che i problemi tra cristiani ed ebrei non sono tutti risolti e credo che dobbiamo guardare con un certo senso di orgoglio che un cattolico, una cattolica si mette ad affrontare un argomento che insomma ha dei problemi dentro che devono essere risolti ancora e quindi di solito si legge, sono più numerosi credo gli interventi di ebrei che, molto più numerosi gli interventi sì, anche libri scritti di storia, anche sulla Shoah propriamente detto, no? che non libri di cattolici, così i cattolici stanno a guardare ancora, ma insomma questa è una testimonianza credo molto, molto valida. Poi io vorrei dire soltanto molto brevemente due episodi che stanno a confermare credo una certa relazione che c'è stata qui a Vittorio Veneto tra cattolici ed ebrei. Questo non per mettere in sordina la sofferenza del popolo ebreo, sul quale abbiamo tante cose da dire e anche da insegnare. Forse io dubito un po' su quella insegnabilità nelle scuole, non voglio far torto alla signora assessore della scuola, ma così insomma giunti a una certa età la scuola mette tanti punti interrogativi. I film che sono stati fatti credo sono una bella testimonianza, non so, quello di Benigni per esempio, oppure Schindler's List, sono una bella testimonianza che fa riflettere questa. Comunque, per venire a noi, io ho raccolto testimonianze così dalla viva voce, ci può essere qualche imprecisione, ma la sostanza credo sia credibile. A Cozzuolo c'era curato Monsignor, poi è diventato Monsignore, ma Monsignor Camillo Carpenè, e resta a Cozzuolo fino al 23, quindi siamo prima delle leggi razziali. E i rapporti con la famiglia Gentili sono ottimi. Mi ha fatto un po' problema il fatto che il Venerdì Santo nelle relazioni con gli ebrei ha già una problematica. Il Venerdì Santo il paese faceva la processione, attraversava la villa e ritornava poi in chiesa. Mi sono informato e la famiglia Gentili volentieri, dopo non so il passato come fosse vissuto,
volentieri lasciava passare la processione secondo antica tradizione. Quando Monsignor Carpellè nel 23 viene nominato direttore del collegio Dante Alighieri, collegio vescovile, la famiglia Gentili manda i propri figli a scuola al Dante, tanta era la fiducia che avevano in questo sacerdote, che poi ha dimostrato anche capacità di dialogo e di buone relazioni che sono continuate. Un altro episodio, dopo le leggi razziali, siamo nel 44, una mattina, da notare che la famiglia Gentili vantava nomi molto, molto famosi anche in alto, insomma, no? Mi raccontavano, insomma, che la famiglia Gentili dopo le leggi razziali aveva avvicinato, insomma, avevano in famiglia dei medici che curavano la famiglia reale, insomma, anche, no? Mi raccontavano che avevano accostato persino Mussolini, e Mussolini rispose così: io non posso fare niente, naturalmente l'amico del nord lo aveva condizionato fino a questo punto, e non posso fare niente, posso soltanto farvi un passaporto. Allora una famiglia, erano due famiglie, una famiglia si è divisa ed è andata in Brasile, una famiglia invece è rimasta qui. Una mattina, siamo nel 44, due carabinieri arrivano in piazza Agossuolo, entrano nel bar, allora si saluta, i carabinieri, insomma, sono sempre persone vicine al popolo. Dove andate? Così prima mattina gli chiedono: sa, noi andiamo a prelevare la signora Gentili, abbiamo ricevuto l'ordine, adesso andiamo su. Allora si sparge la voce in paese, la gente va su, va a avvertire la signora Gentili, la prelevano loro, invece i paesani, e portano al sicuro. I carabinieri, non so, avranno preso mezza ombra o un caffè, salgono alla villa Gentili, suonano il campanello e chiedono: dov'è la signora? Risposta: la signora Gentili non c'è, è via. I carabinieri, contenti della missione compiuta, tornano giù, vanno a dare relazione, la signora Gentili è via. E la signora Gentili era nascosta, mi hanno mostrato la stanza dove è stata nascosta per diversi mesi, nascosta dall'affetto dei paesani. Allora, io dico, se chi comandava allora avesse guardato un po' anche alla gente del popolo, avrebbe capito che nella gente del popolo c'era questa sensibilità di andare d'accordo. E poi vengono nominate qua anche le signore, sono state tirate fuori parecchie volte, le signore Valenzini, le Valenzini, che anche qui un particolare, che c'è un parroco qui a Salsa che forse molti conoscono, quelli di Vittoria, hanno conosciuto quelli di Vittorio Veneto, Don Tito Zambelli. Credo che vada ricordato perché era stato cappellano della milizia. Quindi cappellano della milizia vuol dire di pura fede fascista. Torna a casa, gli affidano la parrocchia, mi raccontano che le prediche erano intonate su quella linea, però andava a visitare le signorine Valenzini, le andava a trovare. Poi lui scrive una lettera al prefetto dicendo che quelle tre signore sono così malandate, così anziane, che è meglio che non le tocchino, che le lasciano stare. Poi per ogni buon conto le fanno nascondere in ospedale civile, dove non si poteva entrare se non perché vivevano in quegli ambulacri che l'ospedale civile teneva riservato per le malattie gravi o comunque che non ammettevano accesso di persone, e così si sono salvate e sono venute fuori e vengono ricordate anche oggi. Allora è possibile stabilire una relazione di questo tipo ancora? C'è un bel episodio che viene ricordato, voglio portare fuori il tema, ma c'è Rigoni Ster che racconta che episodio è accaduto nella Russia, forse lo conosciamo tutti quanti, ma dice così: se un episodio del genere venisse ripetuto, moltiplicato per tanti casi simili che si ripetono, non avremmo avuto certamente le leggi razziali e non avremmo avuto tante cose di cui dobbiamo piangere, e ancora non sappiamo come sarà
possibile mettere termine alla nostra sofferenza e soprattutto alla nostra memoria. Io volevo soltanto adesso, a questo punto qua, dire a onore dei vittoriesi quanto afferma il professor Uliana nella prefazione della bella pubblicazione di Eugenio Tranchini, qui presente, di Ebrei a Vittorio Veneto. Dice: le persecuzioni razziali non sono qui a Vittorio Veneto né comprese né condivise, ed è quasi naturale che la gente rischi la vita, sottinteso, per salvare dalla deportazione 3 anziane signorine, sono le Valenzini. Fu un gesto quasi naturale che mi pare dia il segno della civile solidarietà e della spontanea assistenza dei vittoriesi verso gli innocenti perseguitati. E voi mi scusate un'ultima citazione, dato che il professore prima, l'ingegnere, ha fatto cenno al castello che è in linea diretta con Papa Luciani. Appena arrivato Papa, è durato poco, ma appena arrivato Papa ha detto a un suo amico, e questo dice molto anche di quello che avrebbe potuto fare, di quello che forse hanno fatto altri dopo di lui: ci sono voluti i campi di sterminio per ridestare la coscienza dell'umanità e dei cristiani verso gli ebrei. L'olocausto è anche un fatto religioso. Gli ebrei sono stati uccisi anche per la loro religione. Il pensiero e l'atteggiamento della Chiesa sono profondamente cambiati nei confronti degli ebrei. Noi dobbiamo illuminare i cristiani e spronare preti e vescovi, si vede che hanno bisogno, a parlare chiaramente e apertamente. Noi cristiani abbiamo ancora molto da imparare dai fatti e dalla storia del popolo ebraico. Dobbiamo togliere al Venerdì Santo il significato di memoria contro gli ebrei che durò per quasi 2000 anni, e lo rileva un pontefice, Papa Giovanni XXIII. Difatti Papa Giovanni XXIII lo ha già fatto, ma occorre fare di più. Non dimentichiamo che queste 2 parole, Venerdì Santo, suonano ancora oggi nella mente dei vecchi ebrei sparsi nel mondo come un triste ricordo, a volte tragico, per i fatti che accadevano contro le loro comunità. Parole pesanti, questo è il commento di uno scrittore ebreo. Parole pesanti come macigni, dice, ma colme di ottimismo e di speranza. E quale grandezza d'animo, quale insegnamento importante per molti cristiani. Si vede che abbiamo ancora molto da imparare e il libro del Signore può insegnarci molte cose. Grazie. Rimanendo nel rapporto con il mondo, vorrei rimanere ancora un attimo nel rapporto con il mondo ebraico e mi rivolgo a lei, senatore Castro. Qualche mese fa ci siamo incontrati e ci siamo un attimo confrontati su questa possibile presentazione all'interno di un evento di questo tipo, no? Entrare e uscire dal libro. L'impegno era quello di una lettura attenta e di una restituzione critica, un impegno che questa sera si compie di fronte a tutti questi amici. La domanda fatidica è, ovviamente, ha letto il libro? Può essere interrogato a salto. Ok. Però la domanda che secondo me è utile, rimanendo proprio nel rapporto con il mondo ebraico, la nostra identità di popolo italiano e anche di popolo veneto, se vogliamo, è un'identità che si costruisce nel tempo, lungo la storia, attraverso i contatti, anche le contaminazioni, no? Quindi ci possono essere dei contributi che arrivano anche dal mondo ebraico. Allora, lancio a lei questa strada di riflessione, perché la so come uomo di cultura, di grande riflessione. Cioè, secondo lei, oltre il libro, è possibile riconoscere un contributo del mondo ebraico all'identità italiana e all'identità veneta? Certo.
Credo che la mediazione sia di provare a chiudere la porta, così magari... Tu che sei la padrona, conviene che parli in piedi o rimanendo seduto? Cioè preferisci il o anche il tono più conversativo? A me piace molto questo tono aperto. Allora, se il pubblico preferisce un tono più facciamo formale, votare il pubblico democraticamente chi preferisce l'attitudine io preferirei seduta. una cosa sì. Perfetto, allora la molto parola... informale, perché è un rapporto fra amici. E da amico devo dire, quindi senza le piaggerie che l'amicizia consente di eludere, che il libro di Orietta è denso e intenso e quindi ve ne consiglio sinceramente la lettura. Io ebbi la fortuna appena uscito di riuscire a leggerlo e ne reco ancora i segni. Tant'è vero che non riesco a liberarmi, pensando al libro di Orietta, una fra le esperienze più laceranti della mia vita. Erano i primi giorni di luglio del 2007 ed ero stato invitato dal governo di Israele per una missione commerciale. Eravamo rimasti qualche giorno di lavoro a Tel Aviv e l'ultimo giorno era prevista una visita a Gerusalemme. Confesso che cattolico ardevo dal desiderio di andare a Gerusalemme dove non ero mai stato e sostanzialmente già provavo a prefigurarmi le emozioni che mi avrebbero attraversato incontrando fisicamente i nostri luoghi sacri. Il programma evidentemente prevedeva anche una visita al Museo della Shoah, ma in qualche misura l'avevo quasi emotivamente rimossa. Ricordo nel breve tragitto da Tel Aviv a Gerusalemme questo spettacolo straordinario in cui l'uomo riconduce a fertilità la natura, la ordina, la organizza, rende fertile la terra desertica, quindi quel cielo azzurrissimo, il verde di quelle coltivazioni che nel momento in cui erano artificiali rivelavano e sottolineavano la bontà dell'uomo. Quindi con questo stato d'animo entro impreparato sul monte Erz, in particolare la sala nella quale alla fine vengono scanditi le migliaia di nomi degli innocenti, credo che Antonella immagino abbia vissuto qualcosa del genere, e vengono, come dire, scanditi insieme con una solennità austera e insieme con uno strazio intimissimo. Beh, non solo non ho evidentemente potuto trattenere le lacrime, ma in qualche modo sono uscito costretto a fare radicalmente i conti con la mia stessa identità. Io che in qualche misura, come noi tutti, per molti versi, figlio del Novecento, figlio di quelle culture, figlio di quelle tradizioni, figlio di quelle appartenenze, ho avuto l'intuizione che il Novecento, nella sua forma più ferocemente perfetta, nell'atroce totalitarismo nazista con tutte le sue immonde complicità anche nostrane, aveva realizzato il deicidio attraverso l'uccisione della persona. E quindi ho sentito la necessità drammatica, urgente, di rifare i conti con la mia identità di uomo italiano, di uomo occidentale, muovendo da questo kairos, da questa straordinaria occasione rappresentata dalla Shoah. Stamattina, tra l'altro, sono incespicato, cercavo le chiavi della macchina nella borsetta di mia moglie, è venuto fuori il libricino che lei stava leggendo, che è quella nota intervista alla figlia di Irene Nemirovsky, alla Denise Epstein, e mi è proprio aperta in quelle pagine in cui la Denise ricorda come la parola Shoah in ebraico non significhi soltanto quello che propriamente significa di dato, ma anche ciò che è vano. E ricordavo un giudizio di Claude Lanzmann che dice è una parola opaca la Shoah. E quindi ecco l'invito, e questa è anche la risposta alla tua sollecitazione Orietta, che la Shoah non resti opaca, non resti strumento e dimensione di opacità, ma invece anche nella sua terribilità riesca a sfolgorare, costringendoci a misurarci con la nostra storia e con la nostra identità. E allora ecco un'altra suggestione che trovo interessante, tanto la grande crisi ha ulteriormente sottolineato con il suo lacerante salto di paradigma la necessità di riscrivere tante pagine che hanno perso verità, tanti manuali stracciati, e quindi in qualche modo da un lato il tema dell'identità, dall'altro il tema della prospettiva diventa cruciale.
cruciale soprattutto il tema della riconciliazione tra fede e ragione. E di questo senso la civiltà ebraica ci può dare sollecitazioni, indicazioni straordinariamente preziose. Ricordo un autore un po' trascurato. Pensate che l'ultima sua traduzione, mi corregga Tobia se sbaglio, dovrebbe essere una traduzione torinese del 60, Giuda Levita, no? Questo straordinario pensatore degli inizi degli anni, no, del 1070 mi sembra, intorno a Toledo si colloca, che scrive quel bellissimo libro, Il Cazzaro, che è sostanzialmente tutta una guida assolutamente attuale, assolutamente forte, per riconciliare fede e ragione. E probabilmente la guerra al Novecento, l'uscita definitiva dal Novecento, sia solo riconciliando fede e ragione. Tra l'altro l'ebraismo tutto può essere considerato salvo che altro da noi. Non trovo sia casuale il fatto che negli annali neaudiani un volume intero, l'11°, se non ricordo male, sia dedicato alla storia degli ebrei. Ma questo vale a maggior ragione in qualche misura per noi veneti, per noi vittoriesi, come dire, l'esistenza, il fatto che qui siamo a 10 metri dal ghetto, come dire, ci impone con urgenza una riflessione. La riflessione dice che l'identità veneta e l'identità italiana sono per loro natura identità complesse e identità plurali. E direi che per noi veneti in modo particolarissimo, come dire, per la stessa collocazione geografica della nostra terra, essa è inesorabilmente crocevia, luogo di incontro, di contaminazione, di fertilizzazione. E quindi in qualche modo se noi non assumiamo la pluralità non solo come presupposto ma anche come vocazione, corriamo un rischio irrimediabile di distorsione del senso della nostra identità. E di questa identità fa parte in modo schietto l'identità ebraica. Credo, mi corregga sempre Tobia o il professor Tranchini se non dico sciocchezze, che è askenazita la comunità cenedese e seravalese. Sì. Ebbene, c'è chi ha obiettato che forse Serravalle potesse essere un nucleo da dove siamo prima dell'uscita della Spagna, però di origine però, secondo me no. È askenazita? Assolutamente sì. Perfetto, allora sono, come dire, supportato dall'amico Tobia. Gli Ashkenazi arrivano dopo il 1385 col trattato di che legalmente li depreda, le persecuzioni, e mantengono rispetto agli altri ebrei, come dire, un'identità più scandita, come dire, anche le condotte che regolano il loro arrivo sono molto difensive. C'è molto curiosamente, ma non troppo, il divieto di proselitismo cattolico fino a tutti i 13 anni, c'è l'assegnazione del terreno come a Ceneda per il cimitero, c'è il raddoppio delle sanzioni per chi eserciti ingiuria o violenza nei loro confronti. Eppure questo rende in qualche modo la dinamica della relazione ancora più agevole proprio attraverso una distinzione dei punti di partenza. E io lo dico con molta schiettezza, dico che è un tratto fondamentale della vittoriesità, che è in qualche modo avvicinabile a quell'espressione che Tarun usò proprio per Giuda Levita, il dolore giudaico, no? Che alla fine conduce a un mix tra pessimismo e sorriso, tra sopportazione intelligente, capacità di vivere la vita anche nelle sue pieghe più malinconiche, con il sorriso che dà la distanza. L'ironia vittoriese io trovo che sia fortemente influenzata, se non addirittura generata, da questa fertilissima verità di dialogo con una comunità ebraica tanto rilevante e tanto influente. Io trovo che proprio la vittoriesità forse sia, che non è tra l'altro tratto comunissimo nel Veneto, trovo che in questo senso vi sia una speciale distinzione che potremmo far risalire alla. Poi mi viene in mente con lo scherzo di Enrico Sereni che diceva che i romani quando rapirono le Sabine dovettero poi andare nel ghetto per procurarsi le vesti per renderle degnamente loro mogli. Ma non è soltanto il dato temporale della continuità della presenza ebraica, ma proprio questa capacità di allegra intrusione prima e poi invece di capacità di costituirsi un elemento contributivo della più complessiva identità. Questo anche nei momenti più dolorosi, cioè
c'è una lettura, come dire, che tende a leggere in noi vittoriesi e in noi veneti sempre, come dire, siamo buoni. E io credo invece che vada recuperata anche, come dire, la scia di sangue e di dolore che segna la relazione con l'ebraismo. Se non ricordo male, proprio nel 1480 a Venezia, sul rogo vengono bruciati quegli ebrei fraudolentemente, falsamente accusati di aver fatto vilipendio alla regione cristiana che erano in quel modo gli ebrei di Porto Buffolè. La cosa buffa, quindi una scia di sangue, che è sostanzialmente un caso analogo a quello notissimo, cioè l'ultimo libro di Ariel Toaf, che ha destato tante polemiche, di 5 anni prima, nel 1482, col fanciullo Simone, dove tra l'altro, se non ho letto male, compare un nostro concittadino, perché uno dei, come dire, di quelli che vengono torturati per strappare falsamente la loro confessione è un Lazzaro da Serravalle, servo di Angelo da Verona, e quindi in qualche modo anche in questa terribile storia del fanciullo Simone, del pretesto per una feroce ingiuria alla identità ebraica, compare, sia pure in posizione, come dire, periferica e marginale, un nostro concittadino. Per non annoiarvi troppo, credo che una riflessione cruciale in questo momento nel quale, ripeto, l'identità diventa il vento che deve consentire alle vele della modernità di attraversare un mare procelloso come quello che questi tempi segnano, vada accuratamente evitato il rischio delle falsificazioni mitografiche. No, Daniele, questo che qualche volta compare, questa idea di una ricostruzione tanto mitologicamente compiaciuta da rivelare in realtà una tensione, una intenzione ideologica, credo che sia un rischio assolutamente da evitare. E quindi l'unico modo per farlo, l'unico modo per evitare di sdrucciolare in una mitografia deliberatamente distorsiva e dunque in una ideologia inquietantemente prodromica, anche a rischi come quelli che la nostra stessa terra ha dimostrato di non sapere evitare. Lo ricordava con parole limpidissime, nonostante un'attitudine naturale della popolazione c'è chi ha avuto il coraggio di imporre leggi che quella naturale vocazione hanno cambiato, condannando e costringendo, coartando alla ferocia, e penso che siano, come dire, inquietudini che non possono essere soprattutto in questo tempo trascurate. Ecco, l'unica risposta vera contro la mitografia pervertita, contro l'ideologia, è la storia. Ed allora io credo che proprio a cominciare dalla relazione tra ebrei e cristiani nella nostra Vittorio, nel nostro Veneto, possa e debba partire un autenticamente dispiegato percorso identitario che deve servire a ricostruire la vera tradizione, perché questa vera tradizione possa essere motore di modernizzazione positiva, senza infingimenti, senza ipocrisie, con la spietata durezza ma insieme con la inevitabile lucentezza che la Shoah ha come valore pedagogico, perché non può essere consentito a quella parola di essere ributtata in quella condanna all'opacità che proprio la figlia della Nemirovsky prima ricordava. Vi ringrazio. Il titolo di questo libro, Vento di Israele dentro la Shoah. Le parole sono tutte parole chiave. Quando io do un nome a una cosa ne indico il significato, il senso e quello che ci sta dentro. Il termine che ho usato non è olocausto, è Shoah. La Shoah non è l'olocausto. L'olocausto è un termine che ha un significato molto religioso, perché nel libro del Levitico l'olocausto è un'offerta a Dio. Quindi chiamare questo evento olocausto significa dargli un senso e un significato che no. Non è neanche una disgrazia, no? Un'intemperie, un qualcosa di naturale che non dipende dall'uomo. Allora non dipende da Dio, ma non è neanche una cosa
una catastrofe naturale di cui l'uomo non è responsabile, non è una catastrofe e non è neanche il classico genocidio, è la Shoah. La parola Shoah è una parola che ha un significato profondo, indica un evento dove Dio non c'è, è altrove, è lontano, è preso proprio nel fare altre cose. La Shoah è il giorno più brutto e più buio di tutti i giorni, dicono gli ebrei. È il giorno in quasi, come se Dio nascondesse il suo volto, in cui l'uomo è preso totalmente dalla sua libertà dell'uomo e quindi in balia del rischio totale del bene e del male. Quindi l'evento della Shoah è un evento che appartiene all'uomo, di cui l'uomo e l'umanità sono responsabili. È molto importante il termine. E ripeto, non è un semplice genocidio, non è una strage fra le tante, proprio perché è studiata, voluta, attivata con un progetto meticoloso, fatto di strategie e di scelte fatte giorno per giorno, affinatesi giorno per giorno, fra l'altro che sono variate anche nei territori. A volte i libri sono importanti per le note più che per quello che l'autore dice, quindi se avrete il coraggio di leggere il libro, leggete qualche nota e scoprirete che la Shoah non venne applicata nello stesso identico modo, nella stessa identica misura in tutti i territori europei. Però vi rinvio alla lettura. Ecco perché Shoah. Nell'immediato dopoguerra, ovviamente la reazione del troppo, perché il troppo era troppo, aveva generato il silenzio. E solo con il processo Eichmann del 61 che compaiono i sopravvissuti con la funzione proprio del testimone a fianco al gerarca, ai dati, ai documenti. Quindi a partire dagli anni 60 abbiamo i sopravvissuti che portano la testimonianza e il vissuto e poi cominciano a diffondersi i diari. Io da bambina ho letto 1000 volte il diario di Anna Frank, da insegnante a volte lo leggo ai miei allievi, ma ce ne sono tanti di diari. E poi ci sono state le storie di famiglia, le narrazioni, e poi i film, i testimoni e altro. Quindi dico questo come per dire che un po' alla volta di questo inenarrabile Shoah si comincia a narrare, si comincia a dire e a raccontare, per ciò che si riesce, perché non tutto si riesce. Vento di Israele. Vento è una parola che possiamo tradurre con ruah, spirito. Israel è il popolo di Israele, il popolo degli ebrei. Israele, perché il titolo non è Vento di Israele, Israele, il popolo degli ebrei, quindi l'animo, lo spirito del popolo degli ebrei dentro la Shoah. La Shoah è un evento che ha origini molto in là nel tempo. Inizia lontano. I primi segni e segnali iniziano lontani, in un movimento che è il movimento dell'antisemitismo, un movimento che si esprime in forme e modalità diverse, in ambiti diversi, perché c'è un antisemitismo di cui dobbiamo essere onesti, di matrice religiosa di cui noi cattolici ci dobbiamo assumere onestamente questo pezzo di storia. Per molti anni li abbiamo definiti perfidi ebrei, con l'accusa del deicidio di aver ucciso il Gesù di Nazareth. E questa è una forma di antisemitismo che è vero che non ha generato nell'immediato la Shoah, ma ha messo un seme che è andato avanti per molto tempo.
A questo antisemitismo, che non è l'unico, poi si collegano altre forme di antisemitismo, perché la nascita degli stati europei nel fine Ottocento, il concetto di nazione, no, di Stato, il caso Dreyfus insegna molto. Un ufficiale francese per il quale era legittimo il dubbio di fedeltà alla Francia in quanto ebreo, quindi lui avrebbe potuto tradire in quanto ebreo. Viene accusato non perché si trovano le prove, ma l'accusa e la condanna fu perché era legittimo il sospetto. Questo per dire come a fianco a un antisemitismo di matrice religiosa si è accompagnato un altro antisemitismo. E poi ci sono quelli di tipo economico, no? Abbiamo per molto tempo legato gli ebrei al mondo del denaro e ogni volta che nella storia avevamo una crisi economica guidavamo la pancia del popolo verso il capo espiatorio, che erano gli ebrei che gestivano il denaro, dimenticando che forse era l'unico lavoro permesso a loro in un certo periodo, imposto a loro perché a noi cattolici era vietato in quanto peccato. Questo è un passaggio importante da fare. E infine aggiungo una cosa tutta personale, può essere anche contestata. Quando a livello sociale si impongono delle restrizioni sempre maggiori ad un popolo e questo popolo si rinchiude diventando esaustivo di se stesso, per cui deve trovare dentro di sé tutte le risposte, ma anche esclusivo. Il contesto un po' alla volta considera quel popolo come qualcosa di indefinito, è altro, è lontano, di cui non sono responsabile. Allora penso che insegnare ai giovani, parlare ai giovani, non insegnare, usiamo un termine migliore, parlare ai giovani della Shoah significa sviluppare in loro il pensiero critico attraverso anche questi ragionamenti. Vorrei chiedere a questo punto un contributo al professor Ceschini, come storico, no? Sì. Rispetto al libro. Buongiorno a tutti, intanto rimango più seduto perché mi piace questa idea della presentazione informale. Non è una presentazione cattedratica, magari ci saranno anche altre sedi per parlare del libro. Un libro che ho ricevuto un paio di settimane fa. È un libro innanzitutto da leggere, un libro utile, ed è un libro aperto. A me piacciono i libri che lasciano delle domande, che lasciano interrogativi e che soprattutto possono diventare stimolo per altri contributi, per altre ricerche. Non è un libro semplice, quindi è un libro abbastanza complicato, nel senso che ci vogliono anche degli accorgimenti, una guida, però l'autrice è molto abile anche a guidarci all'interno dei meandri di questo libro. Dicevo, non è un libro facile perché parla di un tema molto complesso. La Shoah, ma non solo la Shoah, all'interno di un discorso di dialogo ebraico-cristiano, ma utilizzando anche il linguaggio, termini che per fortuna poi, grazie anche a un glossario finale, l'autrice ci spiega. Sono termini che noi troviamo spesso, o citiamo spesso noi stessi, senza sapere nemmeno il significato preciso delle parole. Anche il termine antisemitismo può essere una di queste. Io vorrei dire tre cose e mi ero annotato sostanzialmente tre punti su cui intervenire. L'antisemitismo nei secoli e le origini della Shoah. L'antisemitismo ovviamente è una delle matrici culturali della nostra Europa, del nostro Occidente, quello che viene definito l'Occidente.
Noi in Italia abbiamo avuto, come è noto, le leggi razziali, che però sono l'ultimo stadio, che fanno da prologo, da terribile prologo a quello che è stata poi la repressione, che è stata la deportazione e la soluzione finale. In realtà, prima sono stati ricordati anche diversi episodi di antisemitismo in Europa, in Italia, nel Veneto. Ricordo che nel 1939, ad esempio, viene stampato un libro, Pagnan ammazza Abramo, un libro che relativo agli ebrei di Asolo, di una frazione di Asolo, uccisi, un eccidio che era avvenuto nel 500, nella prima metà del 500, nel clima anche della Controriforma. E è solo uno degli elementi, è un altro episodio che si aggiunge ai tanti che sono già stati ricordati, per dire che l'antisemitismo è qualcosa di complesso, qualcosa che va indagato e che è una matrice culturale dell'Europa verso cui io credo noi oggi, per fortuna, riusciamo anche ad avere degli anticorpi, perché noi riusciamo a sconfiggere l'antisemitismo se solamente, purtroppo, dopo che ci sono stati, che c'è stato Auschwitz. Noi siamo passati attraverso la Shoah, è stata necessaria la Shoah per liberarsi purtroppo dall'antisemitismo, e vediamo che questo antisemitismo purtroppo è ancora presente. Non a caso nei giorni scorsi sia il Presidente del Senato sia il Presidente della Camera hanno rilanciato l'idea di approvare una legge sul negazionismo, perché ci sono ancora docenti anche all'interno dell'università italiana che negano che tutto quello che è accaduto nella seconda guerra mondiale sia realmente accaduto in quei termini che noi conosciamo attraverso i documenti, attraverso le testimonianze, attraverso le memorie. E so che su questa legge sul negazionismo anche all'interno della comunità ebraica italiana ci sono posizioni diverse. Alcuni, anche molti storici, sono contrari all'approvazione di questa legge, che tra l'altro è un progetto di legge che era già stato varato, era già stato in qualche modo messo in cantiere qualche anno fa, e mi pare l'allora ministro Mastella si era bloccato proprio perché c'era stata la protesta degli storici. Cioè, la comunità degli storici si era in qualche modo inalberata rispetto a questa proposta che in qualche modo avrebbe leso la libertà di espressione. Ora, l'antisemitismo però è una cosa seria e come tale va trattata come il negazionismo. Noi abbiamo gli anticorpi rispetto a cosa? Rispetto agli stereotipi che passano. Prima abbiamo sentito molti episodi che sono avvenuti sulla base di pregiudizi. Alla base di tutto c'è sempre un pregiudizio che alimenta lo stereotipo. Lo stereotipo poi si arricchisce man mano, fa strada, fino a diventare poi ostilità nei confronti del diverso, in questo caso nei confronti degli ebrei. E qui si inserisce il tema del dialogo fra ebrei e cristiani. Questo è un tema complesso. Io ho letto questo libro, e lo avevo detto anche all'autrice quando ci siamo sentiti al telefono, avevo letto solo le prime pagine quando l'ho sentita al telefono e già avevo l'impressione che questo libro parlasse di una contaminazione, non solo per il titolo, non solo leggendo l'indice, ma proprio una contaminazione fra cose diverse. E questo è il valore aggiunto di questo libro, che non si limita a raccontare una storia, perché una storia, insomma, tutti sono capaci a raccontarla. Si va in archivio, si raccontano, si prendono i documenti, si inseriscono i documenti, si cerca anche di dare un'interpretazione. Però lo sforzo in più che io ho trovato in questo libro è quello di contaminare, di mettere insieme cose diverse, di farle dialogare. E non sempre è facile farle dialogare all'interno di un libro, perché poi è sempre l'autore che scrive. Questo libro poi esce e viene letto e ognuno poi si potrà fare la propria opinione. Però il dialogo è qualcosa che l'autrice ha in qualche modo messo insieme, assemblato.
facendo poi una dichiarazione, lo ha riconosciuto lei stessa, una dichiarazione molto onesta: io sono cattolica. E anche questa è una dichiarazione, secondo me, che va nel senso della chiarezza, da dove si parte per dire certe cose. Anche perché il nodo ebraico-cristiano è un nodo che riguarda la cultura, che riguarda la storia, che riguarda ovviamente la religione. E dal punto di vista storico questo libro ci dice molto, perché ci spiega le ragioni di questa contaminazione che a un certo punto è diventata ostilità, è diventata pregiudizio e poi è tornata nuovamente contaminazione positiva. Noi storici abbiamo forse un difetto, quello di ricordare solo le pagine tristi, di ricordare ovviamente i campi di sterminio, di ricordare quello che è stato. E prima negli interventi che mi hanno preceduto è emerso il fatto che comunque gli italiani hanno subito, no, le leggi razziali. Le hanno subite, è vero, in gran parte sono stati anche complici, c'è stata molta indifferenza. Se penso ad esempio ai professori universitari che hanno occupato le cattedre lasciate libere dai docenti allontanati alla fine del 1938. Tra l'altro c'è una cosa ancora più tragica nelle leggi razziali che spesso viene dimenticata, cioè l'idea di varare le leggi razziali e poi mettere gli ebrei uno contro l'altro cercando di salvare alcuni, cioè quelli che ad esempio avevano partecipato alla Grande Guerra, quelli che erano state camicie nere, che avevano partecipato alla marcia su Roma. Dura poco, sapete, non dura molti mesi, però c'è proprio l'idea di mettere uno contro l'altro, cioè di separare le comunità e anche di dividerle al loro interno. Dicevo, a noi storici interessano spesso, purtroppo, le pagine negative. Negli ultimi anni abbiamo cominciato invece a studiare anche i giusti che in qualche modo hanno aiutato gli ebrei durante la persecuzione delle vite, le persecuzioni prima dei diritti e poi delle vite. Non mi nascondo che sono rimasto sorpreso anch'io da quanto gli italiani, i veneti e anche molti trevigiani hanno aiutato gli ebrei durante la seconda guerra mondiale. Spesso abbiamo focalizzato l'attenzione più sulle spie, sui delatori, e ce ne sono stati tanti, anche penso all'episodio della casa di riposo ad esempio di Conegliano, però ci sono stati anche tanti giusti, quelli che sono stati riconosciuti giusti tra le nazioni. Molti di questi sono proprio uomini di chiesa che hanno nascosto negli ospedali, nei conventi, nelle chiese gli ebrei, ma mi piace ricordare anche i tanti giusti che hanno rischiato il proprio, che hanno nascosto gli ebrei, hanno fornito loro dei documenti falsi. Pensiamo al notaio Gallina ad esempio di Giuliano Veneto, e pensiamo a tanti altri trevigiani, una quindicina mi pare i trevigiani che sono considerati giusti tra le nazioni, ma soprattutto a quelle persone che hanno dato un contributo anche piccolo e che hanno fatto qualcosa di straordinario in quella situazione, e non era facile. In un'Italia, in un Veneto e soprattutto in una provincia di Treviso che era occupata dai nazisti. L'ultimo punto è un punto secondo me centrale, che c'entra anche con la questione della possibilità di insegnare la Shoah. Il ruolo dei testimoni e dei sopravvissuti. Ora, non tutti possono essere d'accordo sul fatto che si possa insegnare la Shoah, ma noi ci stiamo provando. È una cosa molto faticosa, anche per le ragioni che ha detto prima Orietta, il discorso del fatto che molto spesso si è arrivati tardi. Uno dei libri più importanti, quello di Raoul Hilberg sulla storia della Shoah, sulla storia del genocidio degli ebrei, ha avuto molte vicissitudini prima di essere pubblicato. E poi una delle ragioni per cui non si è parlato a lungo della vicenda della Shoah è stata una profonda rimozione che è stata a livello culturale, anche a livello scolastico,
bisogna arrivare alla giornata della memoria, sono 10 anni che ormai è stata istituita la giornata della memoria, per la verità per certi versi sta diventando anche un rito, però è un rito positivo, è un rito che ha innescato una serie di ricerche anche a livello locale e che permette di mettere in collegamento i testimoni, i sopravvissuti, con quelli che raccoglieranno poi la loro memoria. La memoria in questo caso è centrale. David Pedusa ha scritto un libro che già dal titolo dice molto, quello che succederà dopo l'ultimo testimone. Che cosa accadrà dopo l'ultimo testimone? Come faremo noi a studiare la Shoah, a raccontarla, quando i testimoni, i sopravvissuti non ci saranno più? Ebbene, noi ci stiamo provando, ovviamente ognuno deve fare la sua parte, insegnanti, storici. Io credo che uno degli strumenti fondamentali sia proprio quello della contaminazione. Non basta un libro per raccontare la Shoah, bisogna usare tanti generi diversi. Io ho scritto un libro sulla deportazione e sull'internamento nella provincia di Treviso degli ebrei stranieri, e però ho avuto bisogno anche di scrivere una pièce teatrale per raccontarla alle scuole, perché non era immediatamente percepibile il fatto che degli ebrei provenienti dalla Jugoslavia fossero stati internati nella provincia di Treviso, ed erano ben 350, e fossero poi stati inghiottiti dalla Shoah dopo l'8 settembre del 43. Non era percepibile, bisognava trovare un altro strumento, bisognava raccontare le leggi razziali in un altro modo, bisognava raccontare attraverso la stampa del 40, del 41, del 42, che cosa è avvenuto nella società trevigiana e quindi anche nella società, nel resto ovviamente della società italiana, come veniva percepito l'ebreo come responsabile in qualche modo della guerra, che finanziava i paesi nemici, quindi la Gran Bretagna, quindi la Francia, quindi gli Stati Uniti. E tutto questo passava e creava in qualche modo pregiudizio. Pensate che cosa significa avere degli ebrei stranieri, 350 dislocati anche in diversi comuni della provincia di Treviso tra il 42 e il 43, quando ovviamente c'è il mercato nero, c'è la fame, c'è una guerra che si sta perdendo, una guerra che l'Italia sta perdendo, con tutte le contraddizioni ovviamente di questa guerra. E quindi ritorno al problema centrale, quello dell'insegnabilità della Shoah. Noi dobbiamo cercare di sforzarci ancora una volta di raccontarla attraverso strumenti diversi. Non esiste un modo univoco di raccontarla, dicevo, il libro, i film che sono stati importanti, che riescono ad arrivare al grande pubblico. E queste cose qualcosa dovranno lasciare questi film. Il mezzo teatrale, l'arte, la letteratura. E qui non sto ad aprire il capitolo Primo Levi perché ci porterebbe molto lontano, ma basterebbe solo indagare tutto il percorso di Primo Levi e il racconto che lui ha fatto, le difficoltà che lui ha incontrato nell'essere accettato come testimone e come sopravvissuto. E qui è il discorso, è anche il discorso della narrazione. Sono d'accordo sul fatto che non bisogna fare una mitografia, al di là delle questioni dell'identità, no? L'identità ovviamente è importante. L'ultima cosa che volevo dire, che era una delle prime per la verità che dovevo dire, rispetto all'antisemitismo, uno degli aspetti che noi dobbiamo sempre ricordare è il problema della doppia identità, della doppia appartenenza. E questo è qualcosa che lega gli ebrei ai cattolici. Dopo la breccia di Porta Pia, 1870, lo stesso problema della doppia appartenenza, della doppia fedeltà, ce l'hanno anche i cattolici. I cattolici sono fedeli al Papa o sono fedeli
al re. Questo è uno dei problemi, è uno dei problemi che tra le righe lascia aperta Orietta, ma è anche uno stimolo ovviamente per continuare la ricerca su uno dei tanti temi di riflessione che si possono avere dalla lettura del suo libro. Grazie. Guardate, mi fanno 1000 segnali che sto sforando tutti i tempi, mi stanno arrivando da tutte le parti. Do la parola per un breve contributo a Sabrina, docente dell'Università di Trieste, sempre sulla storia contemporanea. Sì. Io sono docente di storia contemporanea e Orietta da qualche anno mi aiuta praticamente nell'espletamento delle mie funzioni universitarie e mi aiuta anche, mi aiuterà anche per delle lezioni, no? Del corso monografico che io terrò, in cui parlerà appunto di queste problematiche che ha così ben trattato in questo libro. Dunque, innanzitutto devo dire, lei è una pedagogista, è autrice di molti progetti educativi e formativi, ne cito uno, Anime graffianti, che parla del disagio nella provincia di Treviso, ma è esperta anche nell'organizzazione e nella gestione e formazione del personale in azienda. Dunque, questo per raccontare più o meno quello di cui si occupa Orietta. Tempo fa appunto decidemmo, visto il suo interesse per l'argomento, che mi avrebbe supportata e mi avrebbe aiutato appunto nelle mie lezioni di storia contemporanea. Devo dire che ho trattato molte volte questo argomento, appunto la Shoah, la storia di Israele in generale, e ho trattato diciamo, l'argomento con una volontà di informare gli studenti che vedevo completamente a digiuno su queste problematiche. Studenti che non sapevano né cos'era la Shoah, tantomeno conoscevano la storia di Israele, della Palestina e tutto il resto. Mi sono impegnata molto in questo senso, ripeto, sono stata supportata anche da lei e da Orietta Busatto, e ho cercato appunto di operare un discorso che fosse appunto utile a loro per capire quello che era successo. Sembra un luogo comune, però non dovesse più appunto succedere tutto qui. Le mie lezioni poi sono andate praticamente dal periodo della Costituzione di Israele fino ai giorni nostri, anche da prima, insomma. Questo è tutto. E ho trovato, ripeto, una completa disinformazione negli studenti, che ho cercato di colmare in tutti i modi, e penso che comunque tratterò ancora questo argomento appunto con il suo aiuto, e penso che sia stato importantissimo, appunto trasferire questa conoscenza agli studenti in modo che appunto quello che è accaduto non possa più avvenire. Potrei dire tante altre cose, ma il tempo appunto è tiranno, ma comunque ecco, questo è quanto. Io la ringrazio per l'aiuto che mi sta dando, che mi darà, e devo dire che mi sono sempre sentita in qualche modo interessata a questo argomento, e il mio interesse è nato, non lo so, penso quasi casualmente, sentendo appunto racconti, sentendo delle storie, insomma mi sono avvicinata all'argomento e ho cominciato a studiarlo, a interessarmene. E non conoscevo bene il libro di Orietta perché me l'ha dato, l'ha tenuto nascosto, me l'ha dato 3-4 giorni fa, dunque l'ho letto tutto d'un fiato,
ma scusa, non volevo. No, ma dico la verità, cioè gliel'ho tenuto nascosto perché ecco, anche se c'è una presentazione del professor Giuseppe Battelli, che è il preside della facoltà a cui io appartengo di Trieste, di Scienza della Formazione, che ha molto appunto apprezzato questo libro e ha voluto appunto scriverne. Io ringrazio Orietta ad avermi invitato, spero che lei mi aiuti sempre, spero che non fuga dopo questo suo grande successo rispetto alle proposte all'estero. Sì, 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 non si sa mai. Niente, vi ringrazio tutti, mi scuso di aver parlato così velocemente, così, ma visto che appunto non c'è più tempo. Io riprendo le fila per dire due cose. Allora, all'interno del libro ho dedicato un settore, una parte, piccola ma importante, alla voce dei protagonisti. Abbiamo parlato finora del libro, dentro e fuori dal libro, come avete visto siamo entrati e usciti. Terminata questa parte di tavola rotonda, ci sarà un breve buffet giusto per rilassare un attimo la voce e per brindare con tutti voi che siete i miei amici a questo libro. Però non sarà conclusa qui la presentazione del libro, perché la parte che riguarda la comunità ebraica, la voce di chi ha vissuto questa esperienza, avrà un suo spazio all'esterno, giusto Ermelinda? Sì. Sotto la loggia, all'esterno della galleria poi ci accompagneranno i musicisti, c'è una loggia, quella presentata prima dall'architetto, ancora da restaurare, quindi attenti a dove mettete i piedi, perché avremo dei piccoli ma grandi esperti di teatro per dare uno spazio a questa voce. Scusate, un attimo. No, scusate, allora ci sono dei problemi con i ragazzi, dovrebbero fare immediatamente la E parte poi teatrale e poi facciamo va benissimo. Vorrei chiudere un attimo questa tavola rotonda con una cosa. Il mio libro, che prendo sempre a prestito da Ceschin perché probabilmente la copia la sto lasciando in giro, termina nelle conclusioni con una domanda. Ve la devo leggere perché è una domanda che ho dentro e che rilancio ai politici presenti, quindi rilancio come chiusura di questa tavola rotonda al senatore Castro, ma anche a Remo Sanaggiotto, se vorranno dire qualcosa, ma vedo anche il vice sindaco della mia città, Giannino Guarina, quindi la rilancio ai politici presenti. Evitabile o non evitabile la Shoah? È vero che gli uomini, vi leggo questa parte del libro, scusate, ma è emozionante per me, è qualcosa che mi tocca molto. È vero che gli uomini, la politica, la società e la cultura del passato devono risultare chiaramente altro dal presente, sono altro, sono un'altra storia, sono altre le persone, sono altri i contesti. Ed è vero, così come è vero che la Shoah è diversa da tutte le stragi. Ma ripeto, evitabile o non evitabile, io amo la mia Costituzione italiana. Io amo la mia Costituzione italiana perché sono membro del popolo italiano, è il mio popolo. Ma lancio questa domanda ai politici. Come rendere evitabile tutto questo in futuro, soprattutto oggi, in cui le relazioni con chi è diverso a volte solleticano l'emergere di pregiudizi? Quali aiuti politici devono dare il popolo perché questo sia evitabile? Chiudo, lascio a voi la parola di chiusura, di riflessione. Io sono convinto che fra i pochi frutti positivi della grande crisi che stiamo difficoltosamente attraversando vi è quello di aver definitivamente eliminato le ideologie della globalizzazione economica.
globalizzazione economica, cioè appiattimento, omologazione forzosa, schiacciamento, straniamento, spaesamento, ma accanto alla globalizzazione economica c'è la globalizzazione culturale. Una delle manifestazioni più evidenti della quale è quello che potrebbe essere chiamato secolarizzazione, relativismo, sincretismo. E allora io trovo che una tra le forme migliori per evitare nuove, tremende cadute sia proprio quello di ricostruire autenticamente le proprie identità in quanto fondate su una esplicita, dichiarata, consapevole piattaforma valoriale, e dentro la quale perciò la religione come discorso pubblico deve tornare a trovare la sua centralità. Queste identità forti, e tanto più forti più agevolmente, generano confronto, apertura, dialogo, ponte. L'identità è matrice dell'integrazione. E integrazione e confusione sono una splendida antinomia. Quindi io trovo che la cura migliore sia quella di fermare questo atroce processo di appiattimento, questo atroce processo di sbrodolamento, per recuperare identità che sanno farsi costruttrici di dialogo. La pace come esito del dialogo, non come astratto, annoiato, infastidito, gracile, fragile irenismo. Questo io credo possa essere una buona cura. Professore, se mi ha già 2 battute, forse una, perché mi fanno i segnali, forse una perché mi stanno facendo i segnali dei ragazzi che fregano stanno aspettando. Intanto faccio i complimenti a te, grazie all'invito. Arrivo da Verona dove ho parlato di altre cose che sono molto più legate a quello che faccio in questo momento. Il giorno della memoria, io per 10 anni vado nel ghetto con un amico che si chiama Riccardo Canino, una persona che è una delle giornate più belle quando lo scontro per 2 ore, una persona straordinaria e che racconta, sa raccontare bene. Io sono abbastanza preoccupato e la frase che più mi ha colpito è quello che ha detto qui di fronte, che diceva non avevamo fatto niente. Ecco, cioè io penso che adesso la politica deve avere coraggio. La storia è fatta sempre da uomini, da quelli che hanno coraggio di fare buone scelte, pagando anche prezzi molto alti. E se questa politica non ha coraggio di fare scelte importanti, il tempo che abbiamo di fronte non è un tempo bello. E io credo che quel coraggio esca dalle persone migliori, e tra i senatori e i deputati ne abbiamo qua uno dei migliori certamente, perché nessuno possa dire non avevamo fatto niente.